Venezia ha una tale complessità e ha una tale sensibilità per anticipare i problemi che può essere presa come, secondo me, esempio in termini di termometro della situazione del mondo intero. Da New York a Israele, da Praga a Lisbona, da Mosca al Principato di Monaco, sindaci rappresentanti istituzionali di diverse nazioni hanno messo a confronto le proprie esperienze sul tema della sicurezza urbana nella quarta edizione del Forum internazionale 1000 città, milioni di cittadini nella sala dello scrutinio di Palazzo Ducale. I rapporti internazionali non si costruiscono solo tra stati, ma anche tra città, ha detto il sindaco Brugnaro, secondo il quale Venezia ha da apprendere dalle esperienze altrui, ma ha anche molto da dare. Sulla sicurezza abbiamo lavorato molto, devo dire, forse siamo un po' più avanti di quelle che sono anche le norme che servirebbero, tant'è che noi avevamo consigliato agli ultimi 2 governi, avevamo dato una proposta di legge specifica, parlo di una cosa che secondo me è molto semplice da fare e per nulla costosa per lo Stato, che è quella di dare i poteri penali al giudice di pace, poteri che arrivano fino a 10 giorni di cella di rigore. Tutto questo non andrebbe ad appesantire tutte le famose denunce a piede libero che poi, quando arriverà anche la sentenza da ridere, che poi viene derubricata in amministrativo, cioè alleggeriremo moltissimo il lavoro dei tribunali e soprattutto faremo vedere ai cittadini che siamo presenti. Proposta fatta, scritta, proposta di legge al precedente governo e a quello di adesso, non siamo riusciti a ottenerlo. Ci riproviamo col terzo. Come la vede col terzo? Chi la dura non molla. Beh, come l'acqua, no? Bisogna... la vedo, comunque la vedo, sorrido amaramente, però d'altra parte bisognerà pure andare avanti, perché dobbiamo trovare in ogni caso l'idea, l'ho sempre detto, filo governativa, è quella di continuare a fare pressione senza fare fallo.